C'è Giananginetto Frattin, almeno ci porta un minimo di buon umore in una serata veramente dove speravamo. Hai ragione, perché Ghilar, fallo di frustrazione, fallo di farina. Sì. Stiamo calmi, tranquilli, non è successo niente. Beh, insomma, è un passo anche noi altri pensavamo faccia. che fossero venuti qua in gita, c'era uno sui spalti che vedeva il formaggio, eccetera. Sì, l'abbiamo visto. Il liscio di Coppola, liscio di quell'altro si è cattato lì. Si è cattato lì. No, è successo Ho un niente. commento da parte di Giancarlo. È incredibile giocare la partita che ti avrebbe dato la salvezza con questo atteggiamento. Purtroppo giocatori troppo scarsi e senza carattere. No, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Secondo me il nostro Verona ha avuto quell'atteggiamento che hanno avuto almeno il 99% di quelli che erano al stadio e di quelli che erano a casa, di dire questa qua è una partita che sta bene a tutti, andiamo dentro tra luce e vino. È vero. E secondo me è stato questo l'errore. È vero. Dopo loro hanno avuto sto regalo qua, detto, come quando catti un portafoglio sulla filmia, no? Ma no, che esempio fa? Si Dici, restituisce. sai cosa c'è? Sì. Quasi questo qua dentro, no. No, ma si restituisce. Se vedi che non c'è mica scritto pensionato, ma che c'è scritto che è magari Imprenditore. uno che lavora in tenadita granda, dici, ce l'ha, questi qua Ma non lasci questi Torino, messaggi. dici, alla prima cassetta della posta ci butto dentro i documenti e chi ci ha visto? Ma non tutti lì a fare i conti, vedere Hanno quali liquidato saranno. in nero alla fine. Allora, se al giocatore del Lecce ci viene Squaraus, No, ma non è quello, no. mentre quell'altro del Venezia che magari ha mangiato le moeche, che non era mica tanto fresche. Quando partì dalla Calabria, mia mamma, da buona terrona meridionale, portò questi calzettoni rossi dalla sua amica a fare togliere il malocchio. Sì, perché lì. E allora mi disse: questi mettili sempre così non ti fai male. Signor Luigi, se per caso ce li hai ancora, daglieli a Tankstead.